Scacco matto in 1, 2, in 3 mosse. Vediamo se riesci a vederla. Metti in pausa il video, ti do un po' di secondi e buon divertimento. Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere lo scaccomatto più bello secondo me nella storia degli scacchi. Andiamo a vedere una partita che è stata giocata nel 1932, quindi parliamo di quasi 100 anni fa, e fra due giocatori, Siegfried Nadel col bianco e Margulì con il nero, o forse era Nadel, vabbè, lo scopriremo fra poco. D4, D5, partita di donna, cavallo F3, cavallo F6, gambetto di donna rifiutato, in particolare siamo all'interno di una difesa slava. La difesa classica prevede 6, C6, siamo nella slava. Cavallo C3, questo cavallo C3 chiaramente lascia indifeso il pedone C4 che per i più golosi alla fine questo pedone si va a prendere. Qual è l'idea della slava? È che si può eventualmente poi prendere quel pedone perché grazie al supporto di B5 e chiaramente al pedone C6 il nero potrebbe cercare di lottare per un pedone in più, arrivando così nel finale con un pedone in più e quindi teoricamente vincendo la partita. Ma vediamo se il credo nel materiale verrà premiato. A4, una mossa tipica per evitare appunto questa spinta. E ora alfiere F5. Il nero cerca di tirare fuori il suo alfiere prima di fare mosse come pedone 6, dopodiché questo alfiere sarebbe murato vivo, no? Quindi alfiere F5 ha tutto senso, cavallo E5, manovra tipica in tutti questi casi in cui c'è il gambetto di donna accettato, cavallo E5 è una manovra molto tipica poiché il cavallo si mette al centro della scacchiera dove da lì può andare a catturare il pedone in C4. C5, mossa assolutamente sensata, questo cavallo diciamo era sorretto da questo pedone, ora il pedone D4 inizia a essere attaccato, tra l'altro dopo un eventuale cambio potrebbe seguire un cambio di donne con alleggerimento della posizione, ma ora il bianco ha a sua disposizione un'arma molto potente. Ti chiedo di ricordare quest'arma perché ti potrà essere molto utile nelle tue partite, quando ti faranno una roba di questo tipo. Sei pronto? L'arma è pedone in E4, ma questo pedone sembra che sia minacciato due volte, una volta dall'alfiere, l'altra volta dal cavallo. E infatti la partita va così, cavallo per, ma questa mossa ha l'idea di andare a liberare la diagonale per la donna, quindi donna in F3. La donna attacca più volte il cavallo, attacca l'alfiere, ma dietro l'alfiere c'è il punto più sensibile dello schieramento del nero, che è il pedone in F7. Vediamo come se la gioca il nero. Il nero prende tempo catturando questo pedone, minacciando il cavallo in C3. Donna per F5 e si ripropone lo stesso problema di prima. O ti prendi il matto o perdi un pezzo. Il nero riesce a trovare una manovra per difendere tutte e due, quindi toglie il cavallo e allo stesso tempo con questa manovra difensiva va anche poi a difendere il punto in F7 e ora, attenzione, alfiere C4. Tre pezzi convergono lì sopra, chiaramente questo è un po' anche il tema, è una piccola trappola, no? Il tema dell'allontanamento del difensore, il cavallo è il difensore di F7, se mi mangi l'alfiere chiaramente ti prendi matto perché il cavallo non difende più e dunque E6, il nero chiude la diagonale per cercare di togliere un po' di pressione, ma adesso segue alfiere in B5. Ora qui la mossa migliore, anche forse quella sì, migliore era cavallo C6 o cavallo D7, insomma metti qualcosa e niente, sacrifica qualcosa. Ma il nero era così ingordo che ha deciso di giocare re in E7, non voleva dare neanche un pedone, niente, non voleva dare niente. E su Re E7 ti dico che c'è una bellissima combinazione di scacco matto in 1, 2, in 3 mosse. Vediamo se riesci a vederla. Metti in pausa il video, ti do un po' di secondi e buon divertimento.
Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Com'è? Difficile? È un po' difficile, lo è. Allora, ti do un piccolo suggerimento. Ora, l'ordine di mosse è praticamente si può invertire, quindi la successione può iniziare o con cavallo D5, scacco, o con cavallo G6, scacco. È indifferente. Proviamo a partire con cavallo G6, scacco. È praticamente scacco matto, quindi il nero è costretto a catturare questo cavallo. Via. E ora anche l'altro cavallo va a suicidarsi perché dopo questo doppio sacrificio di cavallo, signore e signori, anche qui è obbligato a catturare, arriva donna in E5. La coordinazione dell'alfiere Campochiaro con la donna che va a coprire le case davanti al re, il re nero non sa più dove andare. Bellissimo, doppio sacrificio di cavallo, penso che sia una delle partite più spettacolari che abbia mai visto in vita mia. Spero che anche a voi vi sia piaciuta. Se volete approfondire il tema degli scacchi, perché c'è da conoscere da qui a 1000 anni, vieni a trovarci sull'Accademia di Mattoscacco, academy.mattoscacco.com. Troverai tantissime lezioni, incontri serali online del giovedì sera, avrai un tutor di supporto che commenterà le tue partite, ti dirà dove hai sbagliato, insomma è un percorso di miglioramento molto molto ma molto intensivo, quindi vienici a trovare e noi ci vediamo alla prossima nel prossimo video. Ciao!